Oggi è l'anniversario della nascita di grande scrittore empedocrino Andrea Camilleri. Ecco, il Parco Letterario ha svolto delle iniziative e le svolgerà nel tempo. Ecco quali? Sì, abbiamo conosciuto Andrea Camilleri tramite l'importante per noi sindaco Orazio Guarraci, che dovendo presentare il progetto del Parco Letterario a Roma ha telefonato davanti a me e davanti agli altri collaboratori ad Andrea Camilleri, il quale subito ha accettato l'invito e il 13 novembre a Roma all'Hotel Cavour, in via Cavour, prenotata tutta la sala e anche per tutti gli ospiti che c'erano, prenotati tutti i viaggi sia via aereo sia via treno, siamo stati a Roma e Camilleri ha presentato il Parco Letterario alla stampa italiana ed europea. Certo, la commissione ha pensato subito che ci fosse una sorta di raccomandazione, ma non era così, perché Camilleri aveva solo da dire due cose: l'importanza del fatto che il progetto era riuscito ad avere tanta diciamo, collaborazione da parte degli enti locali, ma soprattutto delle associazioni private. Noi rappresentiamo circa 60 enti privati, forse questo non è molto chiaro certe volte. E poi l'altra cosa più importante, che si era letto il progetto di 300 pagine e aveva notato che non era un progetto elettorale o elettoralistico di promesse, ma era un progetto, lui stesso lo disse, qua scientifico, cioè in cui non si può sbagliare, perché se si mettono in pratica le cose che sono scritte da parte di tutti, allora per la Agrigento e Porto Empedocle sarà un grande successo di svolta economica, culturale e turistica, perché è tutto insieme di sviluppo economico del territorio. Poi Camilleri ci ha fatto inaugurare il palco che abbiamo al Caos e ci ha fatto iniziare le iniziative di carattere teatrale presentandoci a Roma, e poi ci ha fatto venire la compagnia teatrale di Maria Luisa Bigai, di cui abbiamo un ottimo ricordo e rapporti costanti e continui. Che cosa ha rappresentato Maria Luisa Bigai con la sua compagnia? La bellissima o importantissima opera di Luigi Pirandello, La favola del figlio cambiato. Poi con Camilleri abbiamo fatto altre iniziative presso il Caffè Letterario, interviste sul palco con tanti giornalisti di carattere regionale, sì.